Che cosa? Questo. Beh, così è molto... Lo scemo sono io comunque. Buongiorno a tutti, Ciao. siamo tornati sulla pagina di Mr. Vapor per questa diretta di presentazione della Wenax Stylus di Geek Ho Vape. detto siamo tornati, non tornati, voglio dire. Non Sì, è che tornati, siamo tornati. Ok, te. Allora, vi ho detto ieri sera che la posticipavamo ad oggi. Allora, io mi sono appena tolto la mascherina. E cioè io ce l'ho, siamo più o meno un io mezzo. ce l'ho, esatto. Ma esatto. in ogni caso ci siamo appena congiunti, quindi non è un problema. È stata una cosa molto Veloce però piacevole. Bene. Ok? Allora, vi avevo detto, sì, l'abbiamo fatto così col bancone in mezzo, in modo che così c'è il prodotto. Mi è piaciuto il bancone in mezzo. Bancone in mezzo, perché non potevamo avere altre distanze naturali per raggiungere 1 metro in 2. E partiamo benissimo. E quindi vi avevo detto ieri sera che abbiamo posticipato la live ad oggi perché ci sarebbe stata una sorpresa. La sorpresa è il nostro amico Filippo Garbo. Ciao a tutti. Filippo Garbo, ve lo presento velocemente, perché tanto lo conoscete, di SMC, cioè Svapo Musica Club, grandissimo gruppo di... Teste di cazzo. Vabbè, comunque, insomma dai, un bel gruppo Facebook nel quale si parla molto di tabacchi, giusto? Ma comunque in generale... voglio dire, volendo, c'è Andrea, Bighetto Man, voglio dire, c'è anche... Esatto, sì, ecco, sì, poi c'è anche Andrea Bighetto Man che è un cloud spinto, esatto. E quindi è passato a trovarmi ieri, ha preso la Wenax. Però è un gruppo tranquillo, non è porcaria. No, scusa, ma questa la devo dire. Giustamente, è un gruppo tranquillo. Sì, un gruppo di simpatici amici a cui oltre allo svapo aggiungono anche la musica, giusto? Boh. Infatti il gruppo poi ha anche la playlist su Spotify. Vabbè, non è allora, altro dettaglio, questa live verrà poi condivisa nel nostro canale di Vape Service, canale YouTube, Vape Service Channel, ma la troverete anche sul canale di SMC, sempre Svapo e Musica Club, al quale vi invito a iscrivervi, al quale vi invito fuori a cena. Non lo dico più perché sono a dieta. Ok, solitamente lui dice sempre vi invito fuori a cena, potete che pagate voi. Ciao a tutti i presenti. Ecco, un ciao a tutti, non vi vediamo, c'è l'Alessia, c'è Luca di Perna. Sono di parte. Beh, giustamente. Condividete la live. No, c'è l'Alessia però che... quello che vuoi, sì. Giustamente. Passiamo. Passiamo. Ieri come si chiama? Luca mi ha insegnato con questa cosa qua. Per chi magari ha visto a me piacciono molto questi prodotti entry level, io li trovo interessanti e siccome credo che il mercato sia giusto ampliarlo non solo ai vapor evoluti, chiamiamoli in questa maniera, non chiamiamoli in altra maniera, ma il mercato è fatto di altro. Questo è un prodotto che io ho trovato interessante, infatti non volevo comprarlo assolutamente, ma alla fine ho comprato e ho pagato. Pagato. Sconto, so sincero, sconto amici, l'ho pagato, sconto amici di sconto amici che magari questo però sostanzialmente si chiama Wenax Stylus, un nome di merda, questo lo dobbiamo dire, c'è di meglio, potevano fare qualcosa di però il prodotto meglio. è veramente buono, di un'azienda che, porca puttana, scusa, ne sbaglia pochissime, perché Geek Vape ne sbaglia veramente pochissime. Io non so dirvi se possa essere vista come una evoluzione dell'Aegispod, questa quella come la chiave della Lamborghini, che potete dire che avete la Lamborghini,
oppure se forse per loro sia, non dico un passo indietro, ma forse questo è un progetto che avevano precedentemente, secondo me. Sì, È un anche prodotto, dal punto di vista mio, cioè è stato qualcosa che è uscito in ritardo, hanno voluto spingere le Aegis Pod, penso anch'io. però secondo me dovevano fare il contrario. Sì, quello è un prodotto bellissimo, esteticamente stupendo. Sì. Questo esteticamente probabilmente c'è di meglio, Sì, ok? sì. Ma funziona veramente bene e non c'è di meglio, secondo il mio modestissimo parere, della stessa tipologia. Scusa, ti rubo, lo so che ti rubo la parola. vai. Ragazzi, non è una pod, è un IO. Sì. Pod significa una cosa, IO significa un'altra. Questo è un prodotto a cui potete cambiare le testine, quindi all in one. All in one. Quindi sì. dentro a questo coso che poi vi farà vedere per bene Luca, poi io adesso mi Faccelo vedere ma tu. dopo perché dopo tu lo apri. Ah, ok. Ok? Quella che c'è qui sotto è una testina ricambiabile, Una coil una intercambiabile. coil prefatta. Esatto. Dentro alla confezione c'è, Allora, dentro la confezione, che adesso andiamo a scartabellare, scarta. Allora, logicamente c'è la pod, ok, con il suo tank. come vedete c'è anche da uomo, voglio dire, lui ce l'ha. Io ce l'ho da figo mancato militare. Sì, esatto. Però posso dire che questo è il colore che va di più, ne abbiamo già vendute 4 di armi. Perché vedi quelle. No, cazzo, ce l'ho su tutti i colori, ma che cavolo. Basta, non li invito più. No, non li invito, non gli chiedo più di fare di ospite. Allora, stavamo dicendo, il tank è un tank da 2 ml, ok, con apertura, vediamo se si riesce, lo inquadra, eccola lì, gommino che si alza, bravissimo, guarda che cellulare che ho, cazzo, mette a fuoco tutto, eccolo lì, si alza e si refilla. Vedevo se metteva a fuoco. Vabbè. E si refilla all'interno. Coil, stesso giocattolino della Aegis Pod, cioè Tant'è vero che mettono dentro la chiavetta. all'interno dell'altra scatoletta Ok. c'è un cavo di cui dopo parliamo un secondo, Esatto. questo di cui dopo parliamo un attimo, e c'è la chiavetta tale e quale quella dell'Aegis Pod. Esatto, che nel caso in cui non abbiate le unghie o sia dura da togliere, si infila sotto e track, si toglie la resistenza. Datevi una leva e vi solleverò il mondo. No, perché voglio dire, cioè, sono un coglione, ma volevo dimostrare È un uomo acculturato. sono inculturato soprattutto. Ok. Si infila. Dopodiché si infila semplicemente, eccolo lì il suo attacchino sotto. Parlando giustamente di incultura, poi si infila. Eccolo lì, c'ha i 2 magneti che vanno a leggere la coil nel positivo e negativo, si infila e il gioco è fatto. Passa alla parte sotto, che a te la parte sotto piace. No, prima finiamo di parlare un secondo della confezione. Ah, giusto, ok, vabbè. All'interno io non sono abituato a fare No, gli vabbè, unboxing, lui io è di solito è più maschio di me su queste cose qua. All'interno trovate 2 drippi tippi, ok? Uno più corto e uno più lungo. Vai che... Facciamo vedere alla telecamera. Ora Questo è il drip tip che è montato. Lo mettete a fuoco, sì, lo mette a fuoco. E poi c'è E vai che è questo andato. sostitutivo. E questo qua che è un drip tip un po' più guanciarolo, come diciamo noi in gergo. È una porcheria. Scusate, cioè, questo è fantastico. È fantastico, no buono, fantastico. Questo è una porcheria in questo senso. Quel forellino così sottile che teoricamente dovrebbe funzionare per il tiro di guancia è troppo sottile, crea condensa e rischiate che vi salga delle goccioline. Oppure facciamo una cosa, siccome anche questa, esattamente come l'Aegis Pod, ha questa caratteristica di avere questo vapore così caldo, che è la roba più buona che ha anche questo prodotto, tutto quel calore probabilmente vi dà una sensazione in bocca, perché io ieri sera ogni tanto sentivo che in realtà non c'era del liquido, era solo proprio una sensazione. In sostanza vi sto dicendo, a me, sotto il profilo del piacere di svapo, sai che io di solito parlo di questo,
Questo a me non piace, però è un grip tip ottimo da utilizzare in caso, perché hanno gli attacco 510. Infatti la cosa bellina, esatto, che dicevo anche, bellina sta bene, la cosa bellina è che hanno fatto, perché anche sulla Boost hanno fatto degli attacchi un po' a cazzum, cioè sono attacchi che non vanno. Infatti Geek Vape su questo fa sempre un po' puttanatine. Su questa invece ci ha fatto un attacco 510. Assolutamente. Scusa. No. E quindi potete mettersi il tip che volete in definitiva, no? Potete... Il mio attrezzo del genere preferito precedente, ok? Tanto per essere chiari, era la V-Stick, va bene? Che è sostanzialmente una tipo quella di la Zip, quelle cose lì, quelle che andavano anche con il filtrino di cotone. Ecco, quel coso lì ha lo stesso tipo di pod, ma in quel caso è una pod, però ha l'attacco che non è 510, quindi se ci vuoi mettere una sorta di drip tip non usando i filtrini di coso, funziona bene, ma devi andare a cercare quello che gli sta che ha le O-ring che tengono. Dopodiché all'interno trovate un caricatore. Questo è il motivo soprattutto per cui io ho pensato che fosse un progetto che hanno avuto precedente rispetto all'Egispod, ma che hanno fatto uscire in seguito, perché l'Egispod è dotato di presa Type-C. Io la chiamo PCMCI, ma non importa. Type-C, vabbè, mentre in questo caso si tratta del classico USB micro. Ovviamente la Type-C teoricamente dovrebbe avere una carica più rapida, eccetera eccetera. Io sinceramente ieri sera ci ho dato dentro guardando l'Inter, che però ha vinto 5-0, quindi non è stata una gran fatica, sono onesto. Però stamattina io l'ho caricata in mezz'ora, praticamente 40 minuti. Allora, ecco, diciamo che dicevamo anche stamattina con un cliente, effettivamente tutto si sta buttando sul Type-C. Quindi anche la Aegispod ha avuto un buon successo, perché con la Type-C ci mette 20 minuti a caricarsi. La cosa che va a sopperire un po' è la batteria, nel senso che questa ha 800 mAh di batteria e quindi ci fai la giornata scarsa. E questa è l'altra gran figata di questa Ecco, mentre questa, la bella cosa che hanno fatto una batteria discreta, perché è 1100 mAh su una cosa che sta... Io ho la mano piccola e anche Luca, eccetera. Sì. Okay. È tutto piccolo, quindi esatto. Io invece solo la mano. Scusa, ma parla per te, ma che cazzo ognuno dice quello che Comunque insomma è un prodotto sul classico, è leggermente più spesso rispetto c'ha un diametro leggermente maggiore rispetto a quello a cui siete abituati, della Spod. Facciamo così, guardate. Sì, pigliagli un coso, bravo, hai ragione. Questo serve per farvi fare dei confronti. Esatto. Allora, dato che siamo in un negozio, abbiamo un po' di prodotti. Ah, ma io pensavo che prendessi P16. Ok? Ci siamo. Eccola lì. La Fog One, essendo senza coil, eccola qua. Vediamo se mette a fuoco, dai, che ce la fai, bravissimo, eccola. È più piccola di una Fog One, perché è leggermente più piccola di una Fog One. Come spessore siamo lì, come diametro. Vi diamo due misure proprio da giubbettari, ecco, confrontiamola con la Zoomix. È leggermente più larga della Zoomix. Eccola lì. Ok? Ma esattamente come è leggermente più larga, stavo dicendo appunto della Spod, stavo dicendo prima della Zip, è leggermente più, al diametro leggermente più largo. La verità è che comunque, siccome anche quelle non si riescono a tenere così, questa ha il pregio di essere comunque leggermente più larga, ma è molto 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 leggera per avere il 1100. Ragazzi, pesa 42 grammi. Ecco, perfetto, non so quanto pesino le altre 42, di cui parlo, non lo so, però lo danno come un punto di forza. Quindi, sono d'accordo, infatti stavo dicendo, cioè paradossalmente, pur essendo più larga, si sente meno il peso in mano rispetto alle concorrenti. Ora io il nome delle concorrenti, scusa, le sto facendo non perché, ma perché magari qualcuno che le conosce, eccetera, può fare un ragionamento. Ma anche perché stiamo parlando di hardware conosciutissimo, esatto. Barrel. Non è che volevo. Non è che stiamo facendo marchettamenti, stiamo dicendo
stiamo confrontando qualcosa che la gente conosce. Dentro la scatola trovate 2 coil, Sì, tutte e 2 in Cantal. no, Una in Cantal e una in una 80, è mesh, mesh, chiedo scusa. mesh, Ah, mesh. quindi quella a mesh è quella da della 0,6. ed è quella dell'Aegispod. Bravissimo, è la stessa coil, uguale identica. Quindi lì però va in contrasto con quello che hai detto prima, perché l'Aegispod è uscita con la coil da 0,6. Adesso hanno buttato fuori la coil da 1,2 e monta la stessa coil, questa monta la stessa coil della Aegispod. Però vi dico una cosa, ai possessori dell'Aegispod, io ho appena, siccome onestamente ieri non avevo capito che era la stessa coil, Sì, però adesso che ho questo pensiero, onestamente io credo che proverò la coil da 1.2 anche sull'Aegispod, perché ho l'impressione che potrà chiudere leggermente il tiro Sì, e potrebbe diventare. E avendo il tiro l'Aegispod leggermente arioso per un tiro di guancia pulito, questo invece ha un tiro di guancia, ragazzi, perfetto. Qua ci sono 1 e 2 forellini che sono le prese dell'aria, se li ostruite diventa molto molto stretto, non dovete ostruirli, ma sto dicendo, e il tiro è equilibratissimo da tiro di guancia, ve lo dico, proprio perfetto. Sì. È proprio perfetto, non è né duro né chiuso né aperto, è perfetto. Ecco, e dopo diciamo anche un'altra cosa, che i fori sono doppi, Sì. quindi non volendo parlare di altre aio simili che si chiamavano zip, nel quale se tu ci mettevi il dito sopra non tiravi niente. Qua se per caso ci beccate sopra con il dito, se ci mettete il dito sopra c'è l'altra parte, certo. Quindi diciamo che hanno studiato poi, oh cacchio, se ci mettete tutte le 2 dita comunque la presa è un'altra rispetto a quella della zip, nel senso che noi siamo abituati qua. Rispetto all'Aegispod, che cos'ha di meglio per il fatto che è automatica? Ora dopo parliamo del coso sotto. Però ha un tiro automatico che io ieri l'ho svapata di continuo da ieri mattina alle 10 quando sono andato via di qua a questa mattina. Non ho mai avuto un tiro una falsa... Non è mai andato in stecca. No, ma non solo, non ha neanche mai tirato senza che attivasse. Tirando piano, forte, attiva sempre, non ha mai avuto un mancamento. Sotto c'è questo bottoncino che si schiaccia perché 1, 2, 3, 4, 5 si spegne, ok? 1, 2, 3, 4, 5 si riaccende e poi potete variare la potenza con 3 1, 2, 3 il coso diventa verde e verde significa, questo lo dobbiamo guardare, eccolo qua, guarda, c'è scritto qua, abbiamo il leggio qua davanti. Leggio? Allora dipende che coil ci mettete, perché se mettete la coil da 0,6 potete impostare 14, 15 o 16 watt, giusto? Sì, tra 14 e 16 watt. Mentre con la coil dell'1,2 andate da 9 a 11, cambia pochissimo, perché cambia non pochissimo. Cambia tanto. Però avete queste 3 modalità, mi sembra che sia bianco, quando lampeggia di bianco siete al minimo, vai, 1, 2, 3, eccolo lì, bianco, ok. Ripremendo altre 3 volte diventa azzurro, ok, o blu, e poi ripremendo altre 3 volte diventa verde. Verde è la massima potenza. Logicamente cambiando la coil cambiano anche i watt che a cui va utilizzata. Quindi ripetendo velocemente, vi do anche, dato che ce l'abbiamo qua davanti poi esposto fuori, è alta 11 cm, ok, larga 18 mm, 19 mm di circonferenza e pesa 42 grammi, batteria da 1100 mAh, monta coil da 0,6 o da 1,2 e il tank è da 2 ml. L'altra cosa che mi faceva notare stamattina un cliente, che io sinceramente non ci avevo pensato, è la cosa del tank, cioè questo una volta che c'è la coil dentro ve lo mettete in tasca e ve lo portate via così, certo, perché è antiperdita. Come tutti i prodotti di Geek Vape fanno prodotti che sono anti-urto, resistenti, P67, avanti col Cristo.
trovate anche i tank di ricambio, ok? Quindi uno potrebbe scegliere di avere la 0,6 in tasca con un cremoso, bravissimo, e l'1,2 con un tabacco, e cambiate il tanchettino ragazzi costa come una resistenza, i soliti prezzi se di ce un l'hai tank. a proposito, Sì, me lo darai. ve lo faccio vedere. Nel frattempo che lui cerca il tank, vi dico che io dentro ho il poddone, semplicemente perché poi il poddone ce lo sto finendo, eccetera, lo svaperò anche perché Eccoli qua. ho attivato la coil con il poddone. E la resa, ragazzi, è ottima, ma veramente ottima, tanto quanto è ottima appunto quella delle coil dell'Egispod. Sì. Veramente veramente ottima. Caratteristica, io l'ho detto, mi ricordo al tempo in cui ho fatto il video dell'Egispod, la caratteristica principale di questo prodotto, che è uno dei motivi per cui secondo me è così adatto a persone che fanno il passo tra la sigaretta normale e quella che poi sarà probabilmente una sigaretta elettronica leggermente più performante, siccome non ha un costo così Infatti io stavo aspettando alla fine. così grande, ok? Anzi, quindi un bravo negoziante, secondo me, ok? E non sto dicendo che lo sia Luca, ma comunque, un bravo negoziante, secondo me, può consigliare a uno che si approccia al mondo della sigaretta elettronica un prodotto che con una spesa che non è così importante possa essere un passaggio tra un prodotto che è un passaggio con un prodotto che poi diventerà probabilmente più performante rispetto a questo, anche e soprattutto a livello di batteria, a parte che ormai, scusa, 900 mAh. hai capito? Cioè, qua comincio ad aver detto una stronzata, perché paradossalmente la differenza che ci sarebbe tra questo e questo sarebbe la potenza della batteria, ma in questo caso qui Geek Vape ha vinto tanto, perché ha fatto un prodotto con una coil ricaricabile, automatica, con una coil intercambiabile, automatica, e vi assicuro, ragazzi, e credo che Luca lo possa, chi passa dalla sigaretta alla sigaretta elettronica, quei movimenti che noi magari evoluti abbiamo maturato, ok? Sì. I fumatori non ce li hanno, i fumatori tirano fuori la sigaretta, accendono e sfumano. Sì. Quindi sto botton, questa cosa fatta così è diverso. Ecco, allora, è per quello che a me piacciono le AIO. Allora, sono sicuro che parlo di un prodotto che ormai è consolidato perché esiste dal 2011, ragazzi. Io ho iniziato a svapare con questa ed è ancora uno dei prodotti più venduti, perché ne vendiamo a camionate di questa, ed è validissimo perché è indistruttibile. Però questo ha l'handicap che comunque al fumatore che entra in negozio, questo lo dico per una cosa culturale, se c'è qualche mio collega che vede lo saprà, che vede la live lo saprà, questo ha il fattore che deve essere capovolta sotto sopra, deve essere aperta, deve essere cambiata la resistenza e quant'altro, dà comunque una sorta di rottura, possiamo dire, di sfiancamento al fumatore che prova la sigaretta elettronica per sfizio, ok? Questa invece la prende, riempie di liquido qui, inserisce la coil, non deve fare niente e fuma, una volta attivata, okay. E molto spesso non si deve, quindi no. Però magari qualcuno può dare una mano, magari, o comunque può insegnare, può dire si mette una goccetta. Bravissimo. Dopodiché la ricarica è molto più semplice che non appunto gestire su altri prodotti. Altra cosa importantissima, qua andiamo sui dettagli, e poi la chiudiamo, se no la tiriamo troppo lunga. Però perché a me piace Geek Vape? Perché sta facendo bei prodotti. Se guardate, vediamo, io spero che riesca a metterlo, il tasto è all'interno, quindi questa in tasca non si attiva, differenza di questa che quando tu la metti nella borsa, cara la mia signora, la devi spegnere perché altrimenti ti si attiva da sola. L'hanno fatta con un po' di concetto, quindi direi che è un prodotto costo, durata batteria, facilità d'uso,
dualità delle coil 06, 1 e 2, quindi vado a coprire un po' il bianco, il nero, il tiro di guancia e il cloud. Batteria abbiamo detta, Il flavor. sì, Sì, il bianco e il nero, cloud, il flavor col tiro di guancia, dimensioni e peso, secondo me Vincenti, assolutamente. hanno fatto un prodottino. Poi ragazzi, consideriamo che siamo sulla fascia di prezzo di un minimo entry level, quindi per un prodotto così secondo me hanno fatto centro. Poi Siccome io sarei quello appunto del piacere, della sensazione, dello svapo eccetera, il piacere di svapo anche sotto il profilo della fumosità mi sembra sia evidente. sì, di vapore ne fa, Ok. ne fa. Perché poi anche quella è l'altra cosa che ogni tanto ai neo vapor, insomma, sì, a quelli che si approcciano alla sigaretta, soprattutto diversi anni fa, insomma, c'erano prodotti che facevano meno vapore, quindi davano meno soddisfazione, perché vedere sto benedetto fumo che ti viene fuori, che non è fumo ma è vapore, che non è fumo ma è vapore, fa piacere. Specifichiamo. Ok? Comunque, ripeto, io calore, durata della batteria, cioè scusa, potenza e come si chiama, e capienza della batteria, nel senso Sì, di 1100 durata nel tempo, il peso, il calore del vapore e l'aromaticità e la come si chiama, e la facilità di riempimento, no? sì, e la facilità d'uso eccetera sono le caratteristiche principali. È un prodotto semplice, cioè, Assolutamente. voi entrate qui o da qualsiasi altra parte che ce l'hanno e ce l'è, non è che dovete imparare tanto, si toglie, va su a livello magnetico, quindi si attacca, si riempie e si usa. Fine, è la semplicità che secondo me poi alla fin fine questi devono essere i prodotti che io come negoziante tendo a spingere, perché sono i prodotti che più facilmente aiutano chi di passaggio dalla tradizionale sigaretta al... Però è un prodottino che anche per noi vapor evoluti comunque in tasca ci sta bene. Sì, in macchina, in ufficio. Diciamo che è la versione più tonda e Sigarettosa. cilindrica, sigarettosa di questa lo è ancora secondo me una pod con i controcazzi. Questa la insegue e va a rimpiazzarla per un punto di vista di batteria, perché dura di più, e un punto di vista che ha introdotto le coil da 1 e 2 che però vanno dentro anche qui. E Quindi... il tiro automatico. è il tiro automatico. Un'ultima cosa, poi la chiudiamo. Sì. Ragazzi, come vibratore è troppo sottile. Bisognava chiuderla a cazzo, no? Bisognava chiuderla a cazzo. No, oddio, non so. Se ce l'avete proprio piccolo. Comunque, Sì, diciamo, se c'è, aspetta, non abbiamo detto i colori. Ok. Io blu non l'ho presa, ok, blu non l'ho presa, però c'è questo verde militare, c'è rossa, c'è questo grey, ok, c'è verde militare, c'è in nero, c'è un grigio un po' più chiaro, rossa, verde, nera e grigia. 4 colori. Il quinto, il blu, non l'ho preso perché sinceramente veramente... veniva nera e blu, io l'avrei presa di sicuro, ma No, nera e bianca, blu e bianca. sì, ma il coso qua giusto, sostanzialmente sì, nero, vabbè, diventava, no, io l'avrei presa con di sta cazzo di Inter che ha rotto le palle, oh, mamma mia. Ragazzi, un saluto, vi aspettiamo qui da Mr. Vapor, vi invito a iscrivervi a SMC, grandissimo gruppo, io ci sono sempre, è gente molto simpatica che vi aiuta anche da un punto di vista per chi inizia, per chi ha bisogno di consigli e quant'altro. Seguite Strafanto qua su il canale di YouTube che fa belle recensioni, fa recensioni un po' tolte dal solito, al posto del solito unbox e quant'altro, ogni tanto spara anche qualche che ci sta, Però che no, ci madonne. sta. No, almeno fa ridere, No, dai, così, dai, no, è perché- simpatico, visto il periodo. c'è il piatino, che Stai bellino. buono che non mi sono rasato perché mi è uscito un brufolo.
Vi saluto, vi salutiamo. Ciao, Vi aspettiamo a ragazzi. Mr. Vapo SMC, canale Basta. YouTube. Ciao! Ciao.